sono diverse denominazioni di origine controllata, IGP, DOP, insomma, nella provincia di Rovigo, tra cui appunto l'aglio bianco polesano, sì. E poi ci sono le cozze della Sacca di Scaldovari. Non c'è solo la nebbia a Rovigo, No, porca miseria. no, O perlomeno c'è la nebbia, ma dentro c'è un mondo. Ciao a tutti, a Radice Fioi siamo oggi con Viviana, che viene da Rovigo e alla pagina di Let's Veneto. Grazie Viviana di essere venuta con noi oggi. Siamo anche con Mara e con Elsa. Buonasera. E ecco, dai, partiamo subito dalla domanda bomba, ok? Che è, Viviana, qual è il dolce dell'infanzia che ti ricorda quando entravi in cucina, che magari la mamma preparava, o la nonna, insomma, nell'ambiente familiare? Sì, ho i ricordi della nonna. Allora il dolce d'infanzia è la torta di mele sicuramente, però c'è anche quello di Carnevale, le frittelle, sempre della nonna. Io non le ho mai più rimangiate buone come le sue, le faceva con le mele e le uvette. Anch'io. Preparava l'impasto il giorno prima e poi le friggeva il giorno dopo, erano spaziali. Vedi, la nonna ha sempre quella roba in più che non si sa, confermo. però la nonna ha sempre Quelle della mamma non le ho più mangiate io. Anche perché se le si mangiava il giorno dopo vuol dire che la faceva con la crema, come hai detto te, con la farina, che si metteva in frigo a riposare, da volte che si chiamava messo a anche fritto. Cioè questo gli antichi, parliamo di 80 anni fa, è questo, e vuol dire che l'indomani poi si metteva l'uvetta, l'uovo, tutto a parte. Era queste le frittelle di un tempo, perché le faceva anche mia mamma, che adesso avrebbe avuto 100 anni, perciò voglio dire, quelle sono le vere frittelle della nonna. Quindi Carnevale? Sì, Carnevale. A Rovigo il Carnevale com'è che si festeggia? Allora, in modo classico con i carri. Io abitavo a Lendinara nello specifico durante la mia infanzia, quindi questa cittadina, e quindi in modo più raccolto sicuramente rispetto a una città. E mi ricordo appunto c'erano i carri, io avevo il vestito da Biancaneve. Anch'io l'ho avuto Biancaneve. Anch'io. Sì, siamo state tutte Biancaneve. Io no. Io ero Biancaneve e avevamo fatto il carro proprio con i 7 nani. Ah, che bello. Ma che poi con te, Mara, non è difficile perché la Mara è seduta, ma se si alza in piedi, diciamo, è leggermente sopra la media, quindi vedo. No, il vero dolce, che non è un dolce, ma il ricordo dolce dell'infanzia, che è molto polesano, sono gli gnocchi. Perché in Polesine si mangiano dolci e quindi mia nonna proprio li faceva a mano e poi si condiscono, io li mangio ancora adesso così, con lo zucchero, il burro fuso, la cannella e un po' di grana. E anche con le prugne, che va fatto. Con le prugne non lo sapevo. Sì. I gnocchi proprio di Carnevale andrebbero così. Ma gli gnocchi no, non sono di Carnevale, no, cioè gli gnocchi sono Sì, si mangiano dolci così con la in Polesine. cannella. Sì, esatto, sono buonissimi, però ovviamente per una persona che non è abituata magari fa un po' strano. E per dire, mio nonno non si è mai abituato del tutto e li mangiava veramente come dolce, e invece noi ne andavamo tutti ghiotti. Però in effetti tutti i dolci veneti hanno, oggi si direbbe low carbo, no? Cioè hanno poco zucchero, perché comunque sono i dolci della tradizione, che noi chiamiamo la tradizione, sono dolci antichi, quindi fatti con ingredienti che c'erano a disposizione all'epoca, e il Veneto non era propriamente un territorio ricco, cioè lo zucchero è una cosa che costava, quindi comunque questo era e dopo un primo, però. Esatto, e in più c'era il problema della conservazione dei cibi, perché se parliamo di ricette del primo Novecento non c'era un frigo in casa, No, quindi tutti i dolci sono secchi, o comunque tutti i cibi vengono fuori da una realtà contadina in cui comunque dovevi preservare, conservare il cibo, magari farne in tanta quantità in modo tale poi da poterlo conservare. Certo. E penso che anche proprio Rovigo, che ha un'identità agricola molto importante,
abbia ben presente questo tipo di cucina che poi è tipica insomma di tutto il nostro territorio. Sicuramente. Dopo tu ti sei spostata, no? Perché adesso non Sì, vivi poi mi più sono a... spostata all'epoca dell'università, quindi adesso è tanto che non sono lì, però i ricordi di infanzia ben sedimentati dentro. Sì, le altre cose, non so, erano la pasta ai fagioli che faceva mia Beh, quello è un nonna. must. Esatto, Un must oppure i assoluto. fagioli in potacin. Cosa sono i fagioli in Sono potacci? col pomodoro. Col pomodoro, Ah, sì, sugo poi di ok, col pomodoro. potacino. si Ecco, chiamano. sì. Cos'è? Ma da noi come si chiama, scusa? Cosa? Il potacci. È all'uccelletto, da noi col Ma in pomodoro. dialetto? Niente, All'osetto. Rosetto? Oddio, adesso mi sta facendo ricordo. Mi scusi. Comunque, a parte chance, perché se toccava col panzo, Esatto. la scarpetta, e allora se aumentava, diceva solo questo, però intanto il dolce Infatti. era Sì. questo, Oppure le polpette che faceva quando faceva il lesso, Eh poi beh, si usava quello conservava per fare le tutto. polpette con la mortadella. Sì, Ah, sì. la mortadella. Sì, no, sai com'era il frigo di un tempo? Mm. Allora c'era una stanza su sta casa, perché Mm. e gli chiamava il moschetto. Mm. Allora cosa facevano? C'era sta gabbia grande Mm. e si metteva tutto dentro e non c'erano gli sportelli, c'era solo tipo zanzariera, ma Mhm. molto trasparente, Ok. e si conservava lì Ah. dentro. Ah. Perché avevano la mania di fare il formaggio in casa, La di mania. fare... Gli era- Che aveva la non poteva- vacca in casa esatto. e cioè che gli era tutto e si metteva Ah. sotto sto moschetto. Era una stanza fredda, Mm. nascosta, aprivano le finestre e si metteva tutto lì. È vero, ce Conservato. l'aveva anche mia mamma. Ok. Eh sì, è il moschetto che chiamava. Che non so in... Non lo Sì, sapevo. c'era questo, perché le cose si conservavano. Sì. Sì. Che una volta c'era freddo, non come adesso, non Sì, diciamo certo. che adesso c'è No, freddo, no, è vero. perché i fossi una volta erano ghiaccio alto Sì. così. Che io andavo agli... Io e te, Mara. Vabbè, No, comunque io l'ho venute vissuto fuori il su- freddo, Beh, però... è io ho vissuto anch'io. Abbastanza. Io mi sono sono venuta a valle per togliermi il Comunque freddo. così, era quello il frigo di un tempo. Ok. Così. Comunque, per prepararci a questa intervista con te, questa chiacchierata, abbiamo scoperto Sì, anche ok. che c'è un dolce che è di Rovigo, che noi proponiamo qui anche da noi, ed è particolarissimo perché ha una vita brevissima, e sono i sugoi. Ah, sì, certo, anche questo è un bel ricordo. E cioè scoprire che i sugoi vengono da Rovigo, ragazzi, è tanta roba che insomma di solito dici che Rovigo non mi intrigo, Rovigo c'è la nebbia, non c'è altro che la nebbia. No, Invece ragazzi, bisogna sono i intrigarsi. sugoi, bisogna intrigarsi, esatto. E sono fatti con il mosto d'uva, e quindi ci sono solamente nel periodo praticamente della vendemmia, sì, ma che sono buoni. una roba gigante i Sì. sugoi. Buonissimi. Qui su quel mosto d'uva si fa la mostarda anche. Anche. Anche la mostarda, che è un dolce che si fa alle formine, si lascia là ad asciugare e l'indomani le mangi, che sono buonissime. Invece Immagino. dopo che c'è anche un'altra roba che si mangia tanto nel Veneto. I sanguinacci del maiale, no. Ah, no. Mai sentite? No. Sì. No. Però vabbè, insomma stiamo entrando proprio nell'hardcore, quindi No, nello il massimo specifico dell'hardcore però- era il riso con i fegatini, sempre Ecco, che mi faceva Vabbè, mia il ci riso nonna. sta, con i fegatini ci sta. era una cosa primaria di domenica proprio. Ecco. Alla domenica si faceva solo questo. Senti Viviana, tu adesso hai questa pagina, insomma, questa Sì. attività, chiamiamola, perché non è una pagina, è e stai girando comunque tutto il nostro territorio, anche Sì. facendo scoprire dei posti che non sono proprio quelli, cioè non è la piazza San Marco di Venezia, no? Cioè tu dai l'opportunità di far vedere dei posti più o meno nascosti o comunque particolari, che raccontano la ricchezza anche del Veneto, di tutta la bellezza che ha del territorio. Sì. C'è qualche posto in particolare che te ha colpito, a cui ti sei particolarmente legata, o che tu stessa hai scoperto dicendo Sì. non me l'aspettavo? Sì, non mi aspettavo un posto vicinissimo a Belluno che si chiama Bus del Buson, che è un canyon dell'era glaciale, è pazzesco, è a un quarto d'ora da Belluno. E lì vicino c'è anche il Pont de la Mortis, che è un altro posto incredibile, con una bellissima cascata, una grotta, quindi molto suggestivo. E sono due luoghi che si raggiungono veramente in un'oretta di passeggiata e sono spettacolari. E attraversando appunto questa regione, no? Che poi passi dalla laguna
alle Dolomiti di fatto ha tutto ed è veramente, insomma, è bellissimo. Cioè il Veneto è veramente bellissimo. Hai trovato anche tanti tipi di veneti, nel senso che passando da una provincia all'altra, per quanto a chiunque tu domandi uno dice sì, sono veneto, è chiaro che dopo quando ci addentriamo trovi un dialetto diverso, trovi anche un modo di pensare diverso, perché chiaramente vivere al mare è ben diverso che vivere in mezzo alle montagne. E tu hai trovato un filo rosso che ci accomuna, cioè tu, stando anche fuori dal Veneto, come faresti a riconoscere un veneto stando fuori? Dici questo qua, cos'è che lo rende Allora, veramente... il filo rosso è forse tanto la passione e il legame con il territorio. Questo l'ho sentito forte. E in particolare ho fatto diverse esperienze sul Delta del Po e proprio come mi è stata raccontata la terra mi ha trasmesso un'emozione fortissima. Quindi questo è il bello proprio delle persone, di come amano il loro territorio. E il Veneto all'estero non lo so, forse lo riconoscerei proprio per la passione, per l'essere appassionati anche nel sapersela cavare sempre, nel parlare in dialetto anche quando non sa parlare in inglese e farsi capire lo stesso. Verissimo. Ci arrangiamo, Sì, ci costruiamo. sì, sapersi sempre arrangiare, non perdersi mai d'animo e appunto essere un po' appassionati in tutto, sì. È vero comunque che noi abbiamo questo legame con la terra che forse Molto profondo, ci sì. distingue magari rispetto anche ad altri italiani. Sì, cioè per me appunto a volte fare le visite guidate veramente, cioè, mi lascia una ricchezza dentro incredibile proprio per come mi vengono trasferite le cose. E in particolare appunto è stata l'esperienza del Delta del Po, quando mi sono fermata lì per qualche giorno e quindi ho avuto modo di fare anche esperienze diverse, dalla gita in bicicletta a quella in barca, e sentire appunto, vedere le varie sfaccettature e anche sentirle proprio come venivano raccontate. Veramente bello, ecco, per tornare sulla provincia di Rovigo, che ha tutta quest'area che non è così frequentata e che ha una ricchezza paesaggistica incredibile. Bello, bellissimo. Perché poi abbiamo, noi abitiamo praticamente qua a Treviso, siamo a mezz'ora dal mare e a un'ora dalle Dolomiti. Cioè siamo abbastanza fortunati, insomma, da questo punto di vista logistico. E quindi anche scoprire o comunque conoscere il proprio territorio in così pochi chilometri e veramente avere tutto, tenendo conto poi che anche dal punto di vista economico il Veneto ha una leva fortissima che è quella del turismo, quando anche in realtà l'industria è fortissima. Cioè quindi effettivamente è un popolo di creatori, cioè noi non riusciamo a rimanere fermi. No, infatti. In qualche modo noi dobbiamo riuscire... Sì, esatto. Io non sono mai ferma. Il divano a casa mia è un oggetto. Fa arredo. Così fa Ecco. arredo, ma non viene utilizzato. Senti, chiaramente girando hai trovato sicuramente, ogni volta che vai tra virgolette in gita, comunque dopo ti fermi a mangiare qualcosa, no? In tutti questi posti. Certo. E ci sono delle ricette che tu hai trovato che magari venivano fatte in un modo un po' diverso rispetto a quelle a cui eri abituata? Beh, mi viene in mente la più sorprendente, e ritorniamo ancora sul Delta, che è stato il risotto con la lavanda. Non l'avevo mai mangiato in vita mia e l'ho mangiato lì per la prima volta, proprio con la lavanda del Delta, quindi con la lavanda coltivata lì a pochi chilometri, e è stato veramente spaziale. Io non l'avevo mai provato. Tu l'hai mai assaggiato, Elsa? Io l'ho assaggiata ed è molto Madonna, perché non la cogliamo in la fallo. lavanda è rilassante, la lavanda, molto rilassante. C'è anche l'olio da lavanda, certo. È molto buono. Beh, quindi è un risotto, cioè il gusto chiaramente è dolce. Non è proprio dolce. Esatto. Fiorito. Molto. Ma è viola? Il colore è viola? Sì, non è un viola intenso. Un no. lilla. Sì. Un lilla lilletta. chiaro, È come quando fai il risotto con le fragole, giustamente, che sei sempre quel colore un po' rosa. Sì. Quando che fai... Tu l'hai assaggiato, Mara, il risotto con la lavanda? Di solito io facevo la tisana alla lavanda. Dobbiamo andare sul Delta del Po Dobbiamo a fare andare, facciamo una assoluta gita. gita, esatto. Di Mettiamo formazione. il programma. Poi mettono la lavanda sopra che fa vedere che è con lavanda, giusto? Sì. Perché se no non lo riconosceresti?
No, magari uno non se l'aspetta. aspetta, esatto. ok. Così, Vabbè, una insomma, decorazione in più. Ma dopo c'è un altro piatto che è tipico cioè tipico, non è un piatto, un alimento che è l'aglio bianco. Esatto, l'aglio polesano, esatto, infatti ci sono diverse denominazioni, origine controllati, IGP, DOP, insomma, nella provincia di Rovigo, tra cui appunto l'aglio bianco polesano, sì. E poi ci sono le cozze della sacca di Giusto? Scardovari. Scardovari. Quindi non c'è solo la nebbia a Rovigo, No, porca miseria. no, O perlomeno no. c'è la nebbia, ma dentro c'è un altro. mondo. C'è il radicchio di Chioggia, ma che è anche di Giusto, Rosolina, giusto. e quindi andiamo anche nella provincia di Rovigo. C'è l'insalata di Lusia. E Ecco, Non l'ho mai sentita. questa Ecco, qua abbiamo no. trovato una roba che la Elsa non sa. No, Ecco, questo Ci non so. spieghi cos'è? è un'insalata appunto che viene coltivata a Eh. Lusia. Lusia è una località molto famosa per la coltivazione degli ortaggi e quindi c'è questa insalata particolarmente famosa. Ecco, questa non l'ho mai sentita. Ecco, Com'è? quindi da Molto approfondire, croccante, da più- approfondire. Com'è questa insalata? È croccante? E- Cioè no, non so. Insalata. Non saprei come No, descriverla. perché ogni tipo di insalata ha la sua... Cioè c'è poco, che sia quella morbida, quella più corposa, Croccante. quella più croccante. No, è diverso. Approfondiamo. Ecco, perché approfondire. questo mi piace. Gita? Sì, Da questa fare assolutamente. controlla e poi mi Va spieghi. bene, No, ok. perché questa mi è nuova. Ok, io e te andiamo in gita. Esatto. Sta a casa, portiamo a casa, va bene. Esatto. Beh, Sì. potrei partecipare anche volendo. Infatti, cioè, Cioè, te non lo vegneranno. capivo, no, appunto. Ecco. Ah, e poi un'altra cosa da segnalare è l'ostrica rosa del Delta. È vero, Ecco. è questa verissimo. qui, che è Vedi. chiamata appunto la perla del Delta perché per queste striature rosate, quindi anche questa insomma è una cosa importante della provincia di Rovigo. Dai, insomma, direi ne abbiamo molto trovate. miseria, esatto, Vedi? esatto. Il riso del Delta del Po, anche quello. Certo. Quindi ce n'è. Ma no. Molto Senti, bello. tornando un po' a quando eravamo giovani, no, siamo ancora giovani. Più giovani. Quando eravamo Beh. più giovani, esatto. E in casa chiaramente ci sono dei modi di dire, no? Più o meno, oppure delle frasi che insomma probabilmente hanno forgiato il carattere La nostra infanzia. Esatto. C'è qualche frase che magari i tuoi genitori o in famiglia si dicevano nei momenti opportuni, quando c'erano da dire, insomma. Ma frase adesso non mi viene in mente, però direi più la differenza che mi ha colpito tra Padova e Rovigo, nel senso che tutto quello che nel dialetto padovano ha la S, nel dialetto rodigino invece ha la Z, quindi non È so, vero. Zavatta. Zavatta, esatto. E vero. quindi sì, mi viene in mente questa caratteristica particolare, insomma, del dialetto. In modo di dire ci dovrei pensare un attimo. Beh, ad esempio a casa mia una delle cose che secondo me proprio sono identitarie della mia famiglia è che cioè non si può perdere tempo. Comunque tu devi fare qualcosa, non è che puoi rimanere là, non far niente. beh certo, Beh, certo. E Poi sta quindi fermo. cioè, ogni 3x2 o mia mamma o mio papà e il sol magna ore. Ok. Cioè non puoi perdere tempo. Forse a me dicevano più il bastian contrario, allora. Anche, Che Fai io ho bastian sempre contrario. avuto il mio caratterino da brava ariettina e quindi mi ha sempre detto bastian Bastian contrario. contrario, sì. vero. Esatto. Questo è. Se ne hai 2 o 3, tu le avrai dette. Ne ho dite tante, però adesso così non mi viene. Comunque, corri, che torna, che c'è meglio. Quando te danno calma, torna. E questo sempre, però non era il modo di fare e di essere. Ma tu, Mara, avevi qualche frase educativa? Allora, Che ti ha formato? Non so perché questa, mia scusa. mamma... Vai. Chi non magna, gamagna. Chi no? Chi non magna, gamagna. È Se vero? io dicevo alla sera non mangio, non ho fame, non importa, chiudo tutto a chiave e non si mangiava. Hai letto? Perché era una cosa che non mi piaceva e mi dava sempre le cose che non mi piaceva. Era la minestra lunga 8 metri e io questa l'ho sempre odiata. Chi non mangia, non importa, non mangia. Vuol dire che non tengo fame, vai in letto. Vai in letto, vuol dire che non avevi fame. Esatto. Vai in letto. Vero? Questo è. Scusa se ti ho interrotto. No, sto pensando, ma perché la mia mamma è nata ad Anta di Cadore. Ok.
quindi zona Belluno alta, proprio in montagna. Però al momento non mi viene cosa mi diceva? Devo pensare, io sono l'ultima di 4 fratelli, quindi sono quella un po' più che ne ha subite di meno. Ok, ecco. Hanno aperto la strada È ai miei andata fratelli. liscia. Esatto, sì. Adesso ci penso, se mi viene in mente. Va bene, allora intanto che ci pensi, Sì. che noi abbiamo parlato un sacco, facciamo un po' di merendino. Ok. Ok. È la Mara che ci porta la merenda, grande Mara. Grazie. Allora c'è un biscottino, questo qua, che è fatto col tiramisù, cioè che ha il gusto tiramisù. E vabbè, questo è tutto la bomba al cioccolato. Va bene. Allora, Viviana, cos'è l'idea che ti è scaturita per creare la pagina, insomma? Come ti è venuta questa idea? Come è iniziato questo percorso? Allora, come vi dicevo prima, sono una persona sempre in movimento, quindi che ho sempre bisogno di avere stimoli, di scoprire cose nuove. Cos'è successo? È successo il lockdown, come sappiamo tutti, no? E lì quindi sono dovuta andare un po' contro la mia natura e restare ovviamente chiusa in casa. E diciamo che l'ultima zona rossa non ce la facevo più e ho detto devo inventarmi qualcosa. E quindi ho detto, ma apriamo una pagina Instagram. E quindi su cosa faccio, cosa non faccio, ho iniziato a prendere tutte le vecchie foto di gite, di posti che avevo già visitato, ho iniziato a postarli tutti sul Veneto e ho visto che la pagina ha subito preso piede, è piaciuta, sono arrivati tanti follower, si è creata proprio anche subito un senso di community anche molto, molto stretto. E quindi questo mi ha incoraggiata ad andare avanti. In realtà io sono partita senza avere un progetto preciso in mente, ma proprio così per dire ho bisogno di mettere in circolo le energie. E poi oggi insomma siamo qua, la pagina è cresciuta, sono molto soddisfatta e anche orgogliosa diciamo del mio lavoro. Insomma, sei anche una Veneto Creators, quindi fai parte di un progetto Esatto. voluto dalla regione. Infatti sono stata chiamata per la primissima edizione, quindi questo è il 3° anno e continuo a collaborare appunto. Vedi che vieni sempre con la alla prima, regione. vieni chiamata sempre alla prima puntata, non alla prima edizione. Infatti apro le Apri le danze. E è stata anche quella una bella soddisfazione perché appunto siamo stati scelti in 28 per partire. La prima edizione eravamo divisi in squadre legati proprio alla provincia di appartenenza ed era impostata un po' come contest. Invece adesso è cambiato, insomma tutti i creator fanno vedere le bellezze di tutta la regione senza essere vincolati diciamo ad un territorio preciso. E quindi adesso 3° anno consecutivo, sono molto contenta, è una bellissima esperienza. E quindi è diventata la tua attività principale praticamente? Magari. Vabbè, Magari. dai, non lo diciamo. Però Una insomma, passione è molto impegnativa, sì, una diciamo passione così, molto a livello di impegnativa, tempo. esatto, sì, molto impegnativa, però appunto che dà anche tante soddisfazioni, quindi diciamo che è una cosa che porto avanti molto volentieri. Ma vai a caso, tra virgolette, dici vabbè, provo a vedere dove andare, punti un dito sulla cartina o è un programma? No, Perlomeno, allora insomma, nel c'è prossimo sempre, giro cosa farai? c'è sempre un qualcosa che mi dà un'idea, quindi qualcosa che leggo, che trovo, oppure non so, devo andare nel tal posto e guardo bene la strada, mi metto a studiare cosa ci potrebbe essere in mezzo per arrivare lì, cosa c'è in mezzo di degno di nota o di poco conosciuto, dove mi potrei fermare. Oppure se vedo che c'è qualche iniziativa, qualcosa, oppure tante volte c'è qualche realtà del territorio che mi chiama e mi chiede di andare lì proprio per mettersi in luce, quindi insomma c'è sempre molto movimento, le cose nascono un po' da sole senza una programmazione troppo d'anticipo. E appunto c'è un qualcosa che magari è legato a delle date precise, sì, pianificato in anticipo, altrimenti proprio vado avanti di weekend in weekend a pensare, quando trovo cose particolari allora le metto in programma. Quindi prossimamente dove vai? Non si può dice, non Niente spoiler, no, non spoilerò nulla. Mi è venuta in mente una domanda. E quelli che ti seguono,
Sì. Sai per caso da che zona sono? Sono principalmente veneti oppure... Non solo, allora principalmente veneti, Ok. però c'è un po' tutta Italia, c'è anche Roma e poi c'è una percentuale anche all'estero, quindi ci ecco, sono mi era persone, venuto- ho anche proprio degli affezionatissimi dall'estero, in particolare c'è un ragazzo dal Brasile e uno dal Canada che mi seguono dall'inizio e mi scrivono spesso. C'è questo ragazzo brasiliano che lui ha vissuto in Italia proprio nel ok. Veneto Ecco. e quindi ripercorre con me tutte le tappe che aveva Lasciamo fatto il quando segno, era qui. insomma. Sì, e lui vuole tornare assolutamente in Italia. La Sì, Saudagia sì. praticamente Sì. per- Sì. sul Veneto. Quindi veneti, non veneti, italiani, stranieri, un po' di tutto. Ovvio, lo zoccolo duro è veneto. Veneto. E poi anche la soddisfazione comunque di vedere tante volte che mi scrivono che sono andati in un determinato posto perché Certo, l'hanno che visto mi ha sulla dato mia tu. pagina, perché l'avevo consigliato io, oppure anche tanti non veneti trapiantati in Veneto che stanno conoscendo il Veneto grazie a me, quindi anche questa insomma è una bella soddisfazione Certo. quando mi scrivono, mi dicono queste cose. Quindi non ci spoileri niente, dobbiamo assolutamente No, seguirci. bisogna guardare la pagina, sì. Che si chiama, ce lo ricordi? Let's Veneto, come Ok. Let's Go, Let's Veneto, Certo. l'ho scelto proprio per dare questo senso di movimento, di dinamismo, è un nome che è venuto così abbastanza spontaneo senza pensarci troppo. E la tua pagina ha chiaramente temi legati al viaggio, Sì. quindi all'itinerario, ma ci sono chiaramente anche, abbiamo visto, delle pillole o comunque insomma dei temi legati al cibo. Mhm. Secondo te sono cose indissolubili? Sì, O- cibo e territorio, sì, sono strettamente legati. Sicuramente, però io proprio do una panoramica molto ampia perché appunto ci sono anche le mostre, ci sono le manifestazioni, quindi cerco proprio di far vedere il Veneto a tutto tondo. Il vino, oltre al cibo ovviamente, tornando alla provincia di Rovigo c'è il Turchetta, ecco non avevamo parlato ancora del vino, quindi questa uva autoctona. E quindi sì, un Veneto a tutto tondo. Sì, ho visto dei bellissimi post anche dei rifugi. Mhm, sì, perché poi d'inverno sono super appassionata sì. di sci, di montagna e quindi Ho d'inverno sono spessissimo sulle Dolomiti, sì. Sì, Bei sì. posti. E hai Eh, qualche meravigliose. rifugio da consigliare? No, perché cambio sempre, Cambi sempre. quindi mi piace sempre vedere posti nuovi, sì. Sono la prima che vuole sempre scoprire novità, non mi Bene. fermo mai sullo stesso posto. Ti faccio l'ultima domanda, che però è d'obbligo, chiaramente. Tornando al dolce, no? Sì? Il tiramisù, cosa dici del tiramisù? Ti piace? Sì, Qual è la- tantissimo. È il mio qual è- dolce preferito. ciao. Giorgia Veneto. Sì, impazzisco per il tiramisù. Sì. Ok, come lo fai ogni tanto a casa? Allora, io non lo faccio perché sono proprio pessima in cucina, però... Siamo in due, Ok. guarda, finalmente. Ok, però quando ho l'occasione di mangiarlo non me lo faccio dire due volte, ecco, proprio il super classico tiramisù, non mi piacciono le varianti, mi piace proprio il super classico. Giusto, è nato così, perfetto. Sì, Ok, sì. va bene. Quindi, crema al mascarpone, savoiardi, caffè di moka e cacao. Esatto, Va bene. esatto. Direi top. Ah? Allora, dopo questa insomma chiacchierata che abbiamo fatto, noi eravamo partiti dal concetto che Rovigo non mi intrigo, Esatto. Rovigo nebbia, Rovigo non c'è niente. E invece parlando con te, Viviana, sono venute fuori le robe spaziali. Quindi noi ci organizziamo la gita in tempo zero, Già di messo andare al sulla calendario. delta del Po e Sì. mangiare il risotto con la lavanda. Yes. Assolutamente. Non abbiamo nominato l'anguilla. Ah, Quello è bravissima! un classico. Sì. Madonna, mi tocca fare una gita, però sta Quante fuori un weekend. cose, Perché... cioè, non è in L'anguilla giornata è la una gita. cosa Sì, È vero. l'anguilla, È vero. l'ostrica, abbiamo L'ostrica, detto, le la cozze. rosa. I fenicotteri, le Eh. cozze, il barchino, la bicicletta, Sì. Beh, Spiaggette, spiaggette, esatto, Tutte quindi ben natura, particolari. quindi Sì. Rovigo Sì. natura, assolutamente, e parlare con i vecchi del Delta che ti raccontano tutta, su storia. tutta la storia. Esatto, ma non solo i vecchi, anche i giovani. È Ecco. bello anzi parlare con tutti e due per vedere anche le visioni nuove, Diverse. l'amore del territorio con la visione nuova. Pensa te. Sì. Andata? Tanto organizziamo. veramente. Quindi Rovigo diventerà la nuova Ci Venezia, porca miseria. È sempre un po' la Cenerentola del Veneto, invece ha delle belle ricchezze da scoprire. E tu hai scoperto che nella famosa filastrocca de
veneziani, gran signori, padovani, gran dottori, i Rovigotti sono Bacco e Pippe perché Esatto, è non la territorio di conoscevo. tabacco. Ecco. Bene, Quindi la prossima volta che andiamo in gita ti chiediamo se ci sei, ok. ti portiamo noi la merenda, ti portiamo il tiramisù. E, vuoi salutare qualcuno? Beh, io saluto tutti i miei follower perché Ecco. appunto sono sempre così carini, calorosi e presenti e quindi grazie di esserci e continuiamo insieme a esplorare e a fare tante belle nuove avventure. Esatto. E allora, grazie ancora Viviana, Grazie a grazie a voi. tutti, grazie Mara, Grazie grazie Elsa. a voi. Ma noi ci rivediamo per le Certo. prossime puntate. Certo. E basta, seguiteci e aspettate il prossimo ospito. Grazie mille Viviana. Grazie a voi, grazie.